Bella ragazzi, a tutti dal comandante veneziano, siamo su MotoGP e mi sto abbonando al 12° posto in griglia, 12° per la terza gara consecutiva. Come gomme ho deciso di mettere soft davanti, media dietro, carburante sempre un giro in più e niente raga, siamo abbonati al 12° posto. Speriamo di fare una buona gara e portare a casa altri punticini per avere quel cacchio di 10° posto nel campionato. Vai raga, iniziamo. Circuito di Misano di Marco Simoncelli, dedicato a lui. Non è una gara per noi favorevole, ma dobbiamo cercare di fare un buon piazzamento, perché il 10° posto nel campionato è fondamentale. Attenzione, Reggie Miller fuori, attenzione, un altro ritiro. Che bello quando cadono tutti, cosa mai vista su MotoGP. Finalmente l'hanno messa e godiamo tutti di questo. Speriamo sia un'altra gara dalle 1000 cadute. Noi siamo partiti bene, siamo noni. Mamma come godo. Adesso non dobbiamo sbagliare, questo è l'obiettivo. Chi va piano va sano e va lontano. Soprattutto se è una moto di merda, la moto della Chicco. In qualifica non so il perché, 3 gare 12°. Qua abbiamo fatto una curva da cioccolataio di un'obesità che va al di là di ogni immaginazione, beyond the imagination. Ok, cerchiamo, se non danneggiamo la moto abbiamo chance fino alla fine di superarli, non dico tutti ma almeno qualcuno. L'altro primo giro se ne sta andando. C'è Tarallucci davanti, Tarallucci. Un po' lunghi ma va bene, vai Miscela 1, se no non arriviamo a fine gara. Attento veneziano. Siamo ottavi però non riusciamo ad avvicinarci a Tarallucci, sono tutti là. Come sempre la paura di fare i danni è più alta della voglia di recuperare. No, non mamma mia, mi aspettavo la penalità, c'è andata di lusso qua. C'è andata veramente di lusso. La prima stagione è più importante, fare obiettivo, far punti, fare esperienza. La moto è quello che è, lo sappiamo. Non stiamo guidando bene però adesso, Non stiamo minimamente guidando bene. I primi 7 sono in una fuga incredibile. In realtà non sono così lontani, ma ho paura di osare, questo è il problema. Ok. Speriamo che abbiamo le medie dietro, questo può aiutarci a fine gara, a mio avviso, speriamo. Speriamo, con la gomma leggermente meno usurata magari riesco a fare la vaneggiata. Intanto nessuno cade purtroppo. Qua leggera scodata ma non stiamo andando malissimo. Dai che siamo a caccia e si vede, il cume a caccia. Ma stiamo calmi, attenzione perché senza i danni possiamo. Intanto Morbidelli si guarda dietro, curioso caso di Benjamin Durelli, perché guarda dietro non si sa, ha paura il Morbi. Intanto noi siamo un po' fatica nella parte centrale della gara, infatti siamo, attenzione che sentiamo vicino all'avversario. Attenzione qua,
ok, benissimo, presa la parte migliore per noi questa. Però sento dietro rumori molesti. Dovrei usare un po' di più. No, mamma, ecco. Bisogna pitturare qua, bisogna pitturare. Solo pitturando possiamo ottenere buoni risultati. Comunque i miglioramenti della moto si vedono nel dritto, come tenuta, assolutamente, questo non possiamo dir di no. Però qua andiamo molto esterni. Non dobbiamo perdere la posizione, è fondamentale se vogliamo avere una chance magari negli ultimi 2 giri con la miscela a cannone di provare a superarne qualcuno. Eccolo qua, ci supera Vino, sapevo io. Se la riprendiamo subito, però c'è tensione Beppe. Tarallucci e Gattusino se le stanno dando di santa ragione. Noi qua andiamo lentissimi purtroppo. Mamma mia, la moto la comincio a sentire un po' scorbutica. Ok, 3 giri alla fine, 3 laps remaining. Che Tarallucci ha un po' rallentato, Tarallucci sta rallentando. Vabbè, siamo tra Tarallucci e Vino, ragazzi. Qualcosa di epicus. Attenzione, ci superiamo. Tarallucci, attento veneziano, con calma, lo superiamo, cavolo. Non ci voglio credere. No, incredibile, la schifezza di Tarallucci, mi dai danni moderati. Non ci voglio credere. Non ho parole. Arriva il terzo ritiro stagionale, ma vai a fare in culo, va, però dai. Ma porca miseria, è una gara perfetta. Al cazzo chiuso. Siamo decimi, almeno Morbidelli ha solo un punto di vantaggio. Non ho parole, sì, però non è possibile. Non è possibile, veramente. Non è possibile. Ritiro pesante questo. Ritiro pesantissimo. Prossima gara d'Aragon, gara iper sfavorevole di solito. Però beffa atroce veramente, perché non me l'aspettavo, cioè eravamo perfetti. Potevamo lottare anche per il quinto posto a mio parere, e invece è andata così. Adesso abbiamo Aragon che sulla carta è sfavorevole, Chang non la conosco, Motegi via di mezzo, Filippo Isola favorevole, Sepang favorevole, Valencia favorevole. E poi finisce la prima season, o season, peccato però, perché veramente potremmo blindare il 10° posto, invece siamo in piena lotta ancora, con un ritiro onestamente scandaloso. Non ho parole, vaffanculo, Tarallucci. Un saluto del comandante veneziano. Ciao! Scusate ragazzi, riprendiamo il video perché volevo chiedervi una cosa, non so se voi lo sapete, ma la fondazione Nuovi Team, cioè conviene farla adesso o aspettare la fine della stagione? Perché qua per esempio abbiamo insomma squadre che sicuramente più forti di quella che ho, quindi per esempio la Ducati Desmo 16 Lenovo qua, che sarà la moto satellite,
conviene farla adesso o conviene invece aspettare la fine stagione? Cioè, ecco, Mario, scrivetemi un commentino sotto, perché se no lo faccio subito, perché sinceramente mi ispirerebbe l'idea di fare di fondare un nuovo team e avere anche, insomma, delle potenzialità migliori rispetto alla moto che ho adesso, che insomma, per carità, l'ho un po' aggiornata, però onestamente è indegna rispetto insomma, le moto di top 10. Qua mi dice di lottare in top 10 e quinto posto in campionato, quindi sulla carta è molto 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 più forte appunto della moto che ho adesso. Quindi raga, aggiornatemi, consigliatemi, che se no io la faccio subito, così almeno non so se facendola subito poi il prossimo anno sono tranquillo, parto subito con questa. Io non so se posso cambiarla adesso che ormai siamo a fine stagione. Ecco, questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio, vi risaluto, vi ridò un abbraccio virtuale importante e a risentirci con la prossima gara di MotoGP. Ciao raga.